A 2 giorni dal deposito delle liste per le amministrative del 26 e 27 maggio a San Donà, la lista Zaccariotto ha presentato il suo appoggio a Giansilvio Contarin, candidato sindaco del PDL. Dopo divergenze e discussioni interne, Francesca Zaccariotto, sindaco uscente al termine del secondo mandato, esce di scena per modo di dire. Non ricoprirà direttamente ruoli di amministrazione, ma la sua lista sosterrà la coalizione guidata da Contarin. Francesca Zaccariotto per Smart City, lo slogan della lista civica che insieme a Viviamo San Donà, la Lega Nord e San Donà Alleanza per il Territorio supporterà il PDL. Questa ha voluto chiamarsi lista progetto perché dopo 10 anni di esperienza amministrativa io ritenevo che bisognava spostare l'attenzione da quella che è l'ordinaria, diciamo, manutenzione di una città e quindi guardare ad una città che si posiziona all'interno di quella che sarà la città metropolitana secondo un progetto intelligente che abbiamo individuato in quello che è la Smart City, cioè una città che utilizza la creatività, le idee, i progetti di tutte le forze presenti a 360 gradi, da quello che è l'urbanistica a quello che è l'ambiente, a quello che è il sociale, a quello che è il lavoro. Continuità è la parola chiave che Francesca Zaccariotto ripete in più occasioni. Sono le stesse liste che per questi suoi 2 mandati l'hanno sostenuta e hanno governato. Noi vogliamo seguire questa grande sfida di vedere una città che ha dimostrato in questi 10 anni di crescere da un punto di vista di abitanti in maniera significativa. San Donà ha 42.000 abitanti, che riesce anche a trovare una sua collocazione da un punto di vista di riconoscimento in termini di identità data per la straordinarietà delle cose che sarà in grado di poter fare e quindi noi lasciamo agli altri quelle che sono le ordinarie manutenzioni che si fanno quando si governa una città e vorremmo concentrare la nostra attenzione proprio attraverso questo nuovo progetto di Smart City, cioè di città intelligente e creativa. Sarà quindi una campagna elettorale in continuità con le precedenti dopo l'appoggio del suo partito, la Lega Nord. È arrivato anche il suo e la sede della lista Francesca Zaccariotto per Smart City si trova proprio di fronte a quella della Lega. Diamo una continuità fatta di persone responsabili, spiega Giansilvio Contarin. Le problematiche da affrontare sin dal primo giorno di governo sono tante e urgenti, ma siamo avvantaggiati perché abbiamo un bagaglio fatto di responsabilità che ci permetterà di far ripartire la macchina amministrativa nell'immediato.